Diciamo che il podio è stato dominato dalla Sardegna. Abbiamo portato via tutto praticamente, non ci sono stati rivali. Cosa hai provato quando hanno detto Francesco ha vinto il dressage alla gincana? No, ha fatto bravo Francesco, continui così. Ho detto ok, grazie. Hanno sbaragliato il campo. A Bari, sul gradino più alto dei campionati italiani promossi dalla Federazione Sport Disabilità, oltre a nuorese Francesco Carta, sono saliti Paolo Mura, Alessia Madeddu, Gaia Castaldi e Costantino Manunta del circolo Capuano di Alghero e Alessandro Madeddu del circolo Giara di Oristano. In Puglia i ragazzi sardi hanno raccolto molte soddisfazioni. Naturalmente c'è da dire che anche a livello riabilitativo è stata una grande conquista, perché dalla riabilitazione passare all'agonismo e quindi allo sport vero e proprio è l'obiettivo che tutti i tecnici di riabilitazione si pongono. Francesco è il nostro orgoglio ed è un successo che sentiamo nostro, perché è un ragazzo che monta tanti anni da noi. Sono nato da piccolino io, ma mi piace andare a cavallo. Per le Olimpiadi vuoi andare? Sì, sì. Con l'obiettivo di vincere? È a vincere mai. E l'alpinista di Oristano, Massimiliano Cari